Fu convertito a Roendini de Guardo, suo segretario si convertito a Renescenia, a Varraisice Guardo. Ecco, Emilio lo Suburro a Renescenia, in situazione drammatica, a fare spaziare la gente. E siete in mano a Renescenia, fai gusto. E benvenuto c'è Renescenia. E Lusso c'è Renescenia. Lusso non è poeta, ma benvenuto è poeta. E religioso s'arregolo de saída sua, de vida non è duro, Poganto puro, rispecchia il mondo, il fatto di tutto sul mondo, ma che sia una barrancata cristiana, in Niesa succede in piccolo, su che succede, ecco su detto spiegato, lo spiegato, Poganto vida nuova, nella Birisera Vittica, si rispecchia il mondo, e è vero. Mi interessa sempre, ma adesso questa mania mi legato sempre in mezzo, ma la cosa è preoccupante, ma non è una, cioè, mi passa protetta e non la ricevo, questa andata. No. Secondo me è un modo di non si fa venire canna e si fa domandare. Posso dire anche sì, Appunto. È un'altra razzita. Augusto savrà città una fuoricetta, savrà città fino a Noa, ma una vempinile sul mondo. Pommei, voi, Binanoa, a noi è scritto una bida. Binanoa ho messo e 100 cose che non mi devo tracciare sul coro. Ascoltai. E su canto dove un culeo e un colomberi, che a rufa di spinasa, questa è cosa con lui, amica stimata, questa è cosa con lui. Vabbè, tocca da fare un film, una commedia su vedere quanto vi danno, Bisogna che qualcuno regista ci pensi, che abbia venuto lo meritano. E su quanto non volendono colombini che a rufa di spina s'arriendo sa sposa e paria battendo. E quando sa sposa arriva fu una festa, una vertia, uno delirio che ne prenia sul cielo. E su Praga e su Vani appena vescia sul vorro. Abitavo dei quattro vizi, che andando in cucina, cominciando a si intende in voce di femmina sfainera. Abitavo tutto su mengiano con sabrente che murrungiava. E quando di la gattasta in mano, su cadente, bianco, con uno vraga e gloria, lo spicciolasta per la bello. E mancai essi si steniavo e su uomini non teniese su coraggio di un musiai. E adesso vatto de musiai a Deus. E sa floras, che non accabanta mai, tutto hanno colori, grogas, con suo cielo tutto hanno colori, a covecavo in piccios, azzurro, e squadro nero dei muri, una rete 15 o 24, ma forse fatta 100 o 200, che girante in tondo tutto satire olente su trigo, e sul sole vizioso che si firmava in mese cielo, e aggiudata e squadro su fatiaso, arredendisi spigas. Sacqua e vita mia, frisca, allegra, consoladora. Furiosa quando di calata i smonti dei partesani, sa de frumentosa, ma sa quietata in disiscasa, sa largare e fia de isprigo e soglionaggio su frurio di arruglio, che sono inclaranta che picciocchetas a frutieras. O sacco e sa canna, che intanto in via steno da biesta, acqua preconciosa, che si è posto per parte con lo sbiri, canna e ammenta. Sa canzone de s'acqua fresca e sa canzone de sicinas, che non senza mai, sempre ugualis. Sombra fresca e snusi de sarroli, astro crude snuisi, sa dolciura e sa vigo che goiera in sole s'acqua. Su colori dei suo gustoso, non torrauso avere mai. Ma questa non è prosa, non è prosa. Sono due settenari splendidi. Su colore, il suo gustoso, non torrauso avere mai. A me dicendo, a cantare toccata a San Signore,
accanto a fontane sul mare, e ti stringe su coro, castiaste in monti atteso colore a rosa, e ascoltaste sa voce che ti serriava. Ma chi non lo si può comprendere che questo scrittore e poeta. Quanto minuto tempo ancora? 5, 10 minuti? Poi fortuna nostra, sarda, del nostro sardo, e ho detto, già in 30 anni se pruso, questo capolavoro mi serve. E donavo pazienti sapoggi, chi ne mi conosce di ore, se amico di sua poesia mi conosce di ore, se silenzio mi conosce di ore, per fortuna questo si pone in una posizione denai, questo concetto mi intendo già tre volte, sa? E ho tento sasotti de nasce in un giardino che è della nostra, con tanti flori, uno bello del sacro, quando non lo fumo uno bello del sacro, quando lo colore uno bello del sacro. Ma commenti veus, a scaresci le sacre rappresentazioni, se io non pendaci la santa, gran commenti, le sacre rappresentazioni, con suo varigino di estercini di spieda in 5 lingue, fra Antonio Maria non c'è manco su Sangonaude questo varigino. Commenti veus, a scaresci, e scommette di Antonio Garano, scusate che ti va come torna in noi. Commenti veus scaressi, scommette dei successi, scommette di Olatta, e ma può seguire, mena. In gusto, su 70% della Sardegna, ma non si deve più dividere. Devo solo più cose, che se fu dentro devo essere il luogo d'Oreso, devo offrire il luogo d'Oreso, già sperimentato. Poi te che mi piace di tutti e due sfrori. Anzi, mi piace da un bagno per scuro di tempio. E com'è? Aspetta. E già adesso l'astima di vedere uno di questi sfrori. No, non ci deve usare lui in questo. A me mi piace Sottave, mi piace Amore, mi piace tutto, ma mi piace la Correntina, come ho detto prima, mi piace la Reppentina, mi piace la canzone lunga, la Sagra Marissa, mi piace il motetto Floriso, mi piace il motetto lungo a Pilaresco, mi piace tutto. Mi piace l'anima nostra, la lingua nostra. E non c'è teso poi fatto, prima F e poi V. Su chi conta su quattro che la salve è venuto rovina. Questo grande maestro, non ci deve usare lui la sua di una doppia T o di una doppia R o di una doppia fonte cazzata questa. Da te peso smith, ogni lingua nella bisogno di amore, di tempo e di pazienza, può cattare in ordine. E fu dato di sostanza quando uso, cercate di fare passare la lingua. E tenevo sorte di essere figlio della lingua latina, più anziano della lingua italiana, tenevo sorte di essere nepote della lingua greca, e così che non lo deve fare morire la mai. Fra 20 anni questo discorso mio è superato. Il spicciocchino di Castello non mi comprende di brucio, di dispari preguncia fu da usare, su papà e sua mamma non lo si può dare. Devo andare a pagare, ho preso a costa a Castello, in Tonara non c'è problema, in Brucella non c'è problema, in Capodera non tengo problema, in Settimo non tengo problema, ma già in quarto Geraggio su Castello, tempo tradursi che non mi comprendete. Il tesoro Pedro Indici, invece se dimostravo che una creatura che vinse da 7-8 anni, tennis a sorte, di puoi dare in domo, in scuola, con i amici 2 o 3 lingue, diventa prosabisto in tutti i campi. Scienza, geografia, storia, è dimostrato. A me minerante che non è pieno, esco da intero e ne fuori da ciao, ma che da conoscevo siete su Salo quando poi giocare? Ci si arrivava a 15 o 16 anni, a forza del amore che tenevo, poi si fidore sardo, e non siete sardo, è per fortuna mia, ma è la seconda lingua, adesso proprio scuola, secondo i giovani verdendi, ci va messo dopo più tempo per tornare in italiano, perché non penso, se non nasce con questa lingua latina. Benvenuto a Pedronai, non si dice a Minnia e non si dice altre cose che meritano, però sei curioso di intendere, collega, che funti maestro mio, mancai Dio sia umano, dice. Isso mi ha posto in crisi, perché hanno fatto domande di me, se poesia epica esiste, Dio sta parlando di epica, teneva ragione isso, però secondo me c'è questa poesia epica, c'è il mondo vita, sai? No. Secondo me isso ha elevato a livello epico
questa mamma che può andare avanti su gran gente quando cantava nell'alto, sono 3 anni che ti prego. Però ho rispettato il professore, che può interrogare di mia, 3 anni fa, ed è un cui si è rotto, ha riconosciuto, però non ha posato. Devo mi dare ricordo invece, fu ad intendere di insegnare su Vils, tenendo un percorso particolare. Dopo me si cominciava, su manco 7-8 anni prima, partendo da Samore per questa scuola. Poi benvenuto, poi vedrò. Diego Ari mi ha fuoriato in su 74, dei soschimbe orfanello, chi candida a Bob e Denis, Diego Ari, Santo Resugio. Uno che ha avuto tra i suoi alunni al Mammiani di Roma a Marco Pannella, che ha esaminato la sua maturità a Paolo Villonga. Se questo rende uno sopravvissuto dei campi nazisti, non so che sto rendendo con tutto il rispetto sul bidello della scuola, so che sto rendendo un luminare. E in su 74 mi ha già fatto conoscere a Pietro Mura, frisco di nozze, babbo de pago mesi, a giornami con i mapprangi. Poi, quindi siamo a Pussi, si viene a Mare, ci la vestiva a Pizzo di questa musica e iniziando il Lambrica di Pontesieta. Grazie a Iseri, grazie a Pietro Mura, grazie a Pietro Mura, e non ha funato nulla di lui su Marta. Poi la canzone che rotta a memoria, sia questa canzone Salvatore che questa canzone di Rosa Rosa, ma di gusto la chiama, ciao da mai consolo, grazie a tutti. Duilio e oggi lo vedete scarissimo ed è lì a Virigù poi da stesso prusa canta da gattude nella Zatrus Duilio che ha inni cosa gatta in pari e su e si tra in scuola quando devo quindi viaggiando un'elia devo sciatto in questa scuola fatto più intendi mera e non pago. Quindi non mi dicevo scarisci, stavo Cristiano Rimbo volevo presentare a Duilio. Prima però mi buffo pago pagato che mi permettesse. A Duilio l'ho conosciuto proprio in scuola, proprio da via da pensionato, una questa pensione si è molto status. E mi diceva cantare e alcuna che stiamo pagando siamo sempre o in anticipo o in ritardo sulle scuole. Questa volta di anticipare del mese si andava di dentro commenti e collega e forse si è uscito qualche cosa a fare e poi adesso intende però c'è un'altra cosa uno e noi conosciamo questo merino c'è Sanura di Viero Mura sa signora Nereide che da te i pregeri te si fa intendere con sauci sua su chi su qui era scritto poi Dio sa intendere in modo però prima devo intendere su Gordassis sarà fai sarà accompagnare ancora un figlio riga sa oggi che esistendo pensa sai noi sarà accompagnare cantendi questa oggi Corotage esprime.
che noi a questionare di un poeta manno e silencio. Chiesi come Isili, venne a Isili è sempre un regio manno, ho fatto 5 anni su, come professori sul liceo, e noi abbiamo lasciato una vatti de coro. Poi quando impara a spiccioccheto in scuola, tu intendi se ti spendi cosa manna e ti vai amico su giovano che atturano in suo tempo ancora a metà spiccioccheto che ha condotto in noi venite a Magatai mi salutano in Facebook in ogni maniera insomma per me Isili è un luogo di portumano ecco scetti 5 anni ma molti stenti su 5 anni su traballo o questa qualità di traballo e poi su luogo come dicevo ribau tutti stenti su 5 anni su dei portumano di esperienza manna tu casa si torno grazie se prima di cominciare a questionare su voi inizia Fernando ovviamente cosa sa manna sa in pizzo su dei sbattalla stonta sa che ho stato con 20 anni di H di commenti scritti su fuetto e ho fatto battaglia e non ho questionato su sarto con questa battaglia ognuno teneva pregungia di imparare su sardo su sa maniera sua ma che è sbagliata e tu teneva pregungia di imparare in scuola in occasioni sì poi forse sì se usa ripauso un punto che io comprendo che tocca da tu questionare come che si questiona da tutto in lingua sa e all'assai altri momenti a momento su politico su non pubblico su in sbattaglia in pizzo su di porto in pizzo su di ortografia e adesso di scioperato in politica ma su che andavo Fernando si aiuta a comprendere sa vita di Predu l'italiana è partito di Isili che tenia 24 anni su 23 anni più giovane è partito di Isili questionata se Silesu traballata in Isilesu si ci poteva snare traballata a Sarrani dunque traballata in Isilesu su chi ci ha fai via da Isili su che ha imparato il no sa lingua su traballo tutto via da Isilesu finza a 23-24 anni io non ricordo mai i sub 24 i sub 25 arrivava il numero e se cogliamo i sub 26 se non mi ricordo mai signora Nereide ma che mi può arrivare insomma infatti di Isili e via da Isilesu è questionata a Sarcidanese a Rauso s'etichetta regionale micro regionale questionata Isilesu arrivava il numero in su 60 mesi scrive da questa poesia manna il vai di Aici si tratta di politica che è una cosa dei sfruttella che ha fatto potevo a lui per esempio teneva pazienza su Nugoreso Deus Nugoreso ma batte povita quando arriva del numero su 63 3 anni prima del morri scrive questa poesia e come Deus de Chelu a chi è canto quest'ultima cantone cana a ventanas apertas a su tempus nobu promissu a Sardigna barandilla de mares e de chelos su ventu getta bogues come un mamento un uvrore ruglio, una melagranata aperta, una tempesta e luche, cussa la pia e rame ne lucente, Fippo, operaio e luche giuliana, e come so oscuro artisano de versos, currende un'odissea de rima novas, que mi torre su sono esas lapias, ramenosas campanas, brundas, timballas e concas, e sarcagines grecanas, cada corfu e martello allughia un usole e su trinile de una musica e bramas mi ingravidava su coro e mi prenava sosocros tu numare istellos fra Ilario e cantones priscas
cammino a tempus de luce, pudande sul mezzus flores, in custa pacca die chi m'avarrat, scigliata che via da accanto, pronto a entrare in sull'urache sumbra. Gai volzi su sole in custa die de chelu, e benio a coiuvare flores de neulache chi in fruttos de melalidone. Un applauso a te, meraviglioso. Perché sono partito dall'inizio e da fine, poi taseu battiu. De su tempus antigu, de bredu, quando via da in noi e seu arribau a custa. Itta narada dei suoi tutto bredu vendis autobiografia. Vi ha donata un'autobiografia ad Antonisanna, chi via da un maestro umano e su universitati, su residenti de su Remiozieri, a undi bredu proprio con questa poesia in su 63 mandato in tournée da premio sui Gulisi, in su 63 ha detto su premi speciali de su presidenti del San Regione. Ti ha donato un'autobiografia, commenti contata sa vita sua, linguisticamente e finza culturalmente predu. La contata di Aici più su sa distanza che cesti de gusta vatti autobiografica de s'esordio a sa vatti autobiografica poetica in versus chi esti sa capo de sa vita, sa vita. Contata nacqui a Isili, scusate che devo riacchiappare, inizia così: nacqui a Isili, cittadina ridente del vecchio e sonante Sarcidano. Allora, la poesia che vi ho letto è in nuorese, ma di che cosa parla? Pippo, operaio e Luca Esoliano, a Undi, in Isili, e como so oscuro artisanus de versos, ita è narete. Creaturale operaio è tutto, artisano è tutto. Prima traballata una cosa, poi vi traballata un'altra. Ma Fippo, aici in mezzo, da Fippo operaio e Luca Esoliano, questo testaturato, de su viada, e ne ha rendito il nugoresu, ma è ne rendi cosa de su loro suo, de canto via da in noi, de canto tanti pesari in noi, pizza sa 24 anni su, la paiga con su dentro su, uno a 24 anni su via da un uomo di fatto. Nacque a Isili, cittadina ridente del vecchio e sonante Sarcidano, che si affaccia come una fanciulla alle floride pianure del Campidano, e noi contala de canto via Pippio. E poi arriva da un punto che sia l'origine, questa questione poesia in noi. Una domenica sera vidi amici e altri giovani ascoltando una gara poetica che si svolgeva dentro una bettola. Entrai anch'io e cantai un'ottava. Avevo 13 o 14 anni. Scoppiarono tutti in un fortissimo applauso, tanto che mi tentarono a cantare ancora. Da quel giorno mi esibivo ogni tanto, specialmente in occasioni di feste. Avevo una bella voce e tutti avevano piacere ad ascoltarmi. Mi accorsi di possedere una facile vena poetica. Itta è una rendi cosa manna. E una rendi che in sesordio io sono fia da poeta come ti diventa da Pustisi, poeta taurino. Isso è pensato in un'altra idea di poesia, in un'altra maniera di questa poesia, in forma serrata, che sa misura è tutto, e meda, con suo poeta de Valcu, e in noi sa dismisura è tutto. Non ci punti verso su certo, punti in decasillabo settenario su, ma sa rima in noi non c'esti in Fippo Operaio e Luca Esoliano. In su 63 non c'esti, ma quando 13 o 14 anni olinnai di Zeus in su 15, una causa, su massimo in su 1915, in su via da su 1901, Zeus in su 15. E dunque senz'altro su però è questione di altra poesia, di altra maniera di questa poesia. Tutto un altro mondo, un'altra estetica, in cui in questa poesia di Valco non c'è su poeta, ci punti
is poetas. Sa poesia scritta non può dirsi a ci di narausa spicciochetto in scuola, in università, non può dirsi occasionale. Sa poesia de Valpo può essere occasionale o non essere. Occasionale è una cosa manna o l'inai occasionale. O l'inai che è poeta sa punti vinza sa politico su senso artu de su vueto. Punti politico che in questa occasione arregionanta de questioni politica poi si vai a ascoltare. Arregionanta. Non fa in lirica. Non si nanta in tadementa intro, Fippo, Operaio e Luca Esoliano, sa vita insomma. Non fa in sagara. Tu devi arregionare. E non è cosa di importo umano, contrasassato che non è cosa di importo umano, ma di un'altra posizione. E tu che sei tutto un altro mondo, tu che sei narenti, cantavo, avevo una bella voce, questo è un requisito. E commenti cantata, poi dobbiamo su commenti cantata che dobbiamo picciocchetti. Cantata cattao Savena, poetica. Io su commenti cantati in cali lingua cantata, più che è una questione per varietà dialettali, sì, noi. Un'altra estetica, a c'è pesare, a cantare con un altro e a regionare, non a fare lirica. Tenia da una bella voce, Bocussu che di naranta a cantare, che via da bravo a fare sottata, e tenia da Vinza una bella voce. Dunque sappiate in questo mondo a di sa misura è tutto, ma non sa misura può fare sa misura è sottata. Se ricordate, se tu andavo sempre questa ottata di Antonio Cubetto, con nota meta, quando siete affrontato da un giovane che ti ha fulminato con un'ottata. Andavo, pensa a schivare mannas conquistas, si apperis in superbias arlaras, si non misuras, tutto una baghetta sanugoresa, questioni de famiglia, si non misuras primus upinaras, fages destas figuras pro tristas, apponesmente a mie e calmutistas, e dai chi prus undis chi prus imparas, e bides chi sormastro narangoi, innanti pensa bene e nara poi. E stessa cosa antica, che naranta in scuola pensa se maestros latinistas, rem bene verba sequentur, poi tagandu scienzu, ita doppio snai, tu conoscevo su beni, isfuentus, teniti, deretus. Ma in noi, quando issu naras in non misuras primu succhi naras, e ne rendi cosa etica, e ne rendi che su senso e sa misura metrica, e sa travacci e sa misura che conta da te brusu, sa misura etica, non estetica. Is cosas bonas che lui narasa quando funti bonas, vessinti bene vinzasa, krazzanta in sottata. E la rendi gusto, sa misura è tutto. In noi sa dismisura è tutto. E ti succede in questo tempo, tocca da si tutto mandare. Commenti bene da essi, che te succede a predu, poi fai cambiare lingua, poi si nao commenta a cambiare lingua. Varietà, non lingua, s'usato e s'usato, ma ha cambiato varietà, non sa lingua sua che ha succiato di sa mamma e del suo luogo di tanti pesari, dei noi. Ha cambiato varietà di lingua e maniera di scrivere, e te succede. E te succede, su che mi è stata detto pure prima. Ci fu distettio sugli anni 60, i favolosi anni 60 della Rinascita, sa modernità è sta arrivata. Meta Santinau, magari in Cunisi, mi Lupira, tu fai un esempio, e a Nau che in Cunisi c'è stato un collasso antropologico e tu hai ricordato un nome in mano di questo tempo, su che Diego Are, che è dei antiverdi in questa battaglia, personalisti comunitari, olivettiani, cattolici di base, via da gente in manna o questo puro. E questo su via da convinto, su chi sbattalla, dei altri cattolici, dei altri democristiani, dei comunisti, via da sbagliata, o industrializzazione, ma vinza poi sbattalla estetica, etica, non è che doppio fare poi su processo a gente che tu su doppio su berritai, magari da te,
un momento di importumano su questa cultura nostra e pensa se usa meglio sui modi grazie a isso. Però tu hai iniziato su nomini di Diego Are e dunque has arregodato pure senza tunai Antonio Cossu, tutto questo sono rivediano su questo cattolico canti per questa battaglia Ittanaranta ischianti Binciu posa poesia Ittanaranta e succede in Santos premio Zeri tutto su conosci di te stesso su premio Zeri in noi fatto su 54 e non Zeri nasce su 54 tu da pensa a stes nostras ma in questo anno si sta facendo una battaglia vostra lingua ma pure vostra poesia Ittanaranta a questa lingua sta facendo un'operazione di provincializzazione della lingua dunque se vi andate autorizzati ognuno a questionare questa lingua sua e questa è cosa buona ognuno a scrivere questa lingua sua e fiata torrendo a gerarchizzare e svariedare sicuro sul nuoresu in cui si via difendendo lingua del porto umano poi via da nuoro un luogo del porto umano possa politica possa industria possa sindacato o ogni qualità di battaglia e via da su luogo questa sardidadi con Wagner con i linguista gli antropologi via su luogo questa sardidadi di Adeus i sardusu po' de Adeus strong narauso oi in pirresu i sardi più veri è una cosa che è presente ancora nel nostro immaginario è molto più remota questa immagine di quei tempi ma in quei tempi si cementa questa immagine del nuorese vero e del capitano collaborazionista eccetera eccetera tra i sostenitori di questa ipotesi c'era un gigante cattolico del mondo accademico e del mondo della politica Lillino commenti contata l'identità dei Sardus la costante resistenziale il VI secolo fonti a ripausi cartaginesus avanti Cristo non fonti a ripausi cartaginesus antipogali il nuragicus usato in Serraus in Bravascia e noi in Castello, in Quarto, su capitano punti a catturare su collaborazionista Sanarau, su ischisi punti cogliato su nemico, spagnolo, su toglia razza, no, sbulto su Narauso, in un ritratto identitario, diciamo così. Dunque si forma da tua Sardegna, in questo tempo. La costante resistenziale viene elaborata dall'Illio alla fine degli anni 60, quindi proprio in quegli anni lì. Si formano due Sardegne, noi da questa trappola non riusciamo a uscire. Ripeto, è molto più remota e cinquecentesca questa idea della frattura antropologica. E questo è balordo, ma a noi adesso interessano le questioni di poesia, che sono, diciamo così, sulle quali queste idee hanno ricadute balorde. Vi leggo, poi vi dico come si evolve la poesia di Predu. La vaga è professore si per sempre 3/4 di ora. Ma l'ammetto che non sei per San Misuda. No. Intanto, ita succede in suo premio Ozieri in pizzo su dei schistioni di dessa lingua e dessa poesia. Una battaglia manna si all'origine verbali degando Cicito che Cicito Masala via da presidenti del suo premio. Faccio appare su paperi. Che succede? Chi è now? Chi è now? I suoi verbali del suo premio? Chi è now? Che ancora ci viata in Sardegna maneras de fare poesias troppo attaccadas a questa maniera sarda dessa gara poetica che via da
ormai una cosa de su tempus passau in su 56 sa gara teniada gente manna su medius is maestros manus non se su plus arribaus a questo livello in anni 50 e narrata Cicito Mazzara di cui sapeva da sta maniera de sa gara dunque sa poesia occasionale modi un po' desueti e lingua che non andava bene. Dunque, e una parte ci via da una sprovincializzazione dei contenuti, poi Tanaranta e poeta ha posato su doppesi scrivi in sardo, ma con i contenuti sprovincializzati, commenti antiscritto, Rilke, Eliot, tutto in mano su dell'Europa. Dunque, se doppesi la sai, in forma serrata, doppesi scrivi in metrica libera, ma in sardo. E catturare questa identità di sarda fende di Aici, atturata in Sammello Smarera, quando a Ciappasta un poeta commenta Predu Mura o Antoni Mura, avarata su Mello, su sardità di pote avere su pizza senza poesia. Ma se lui vigas a uno prospago buono de Predu Mura, questa poesia Pippo Operaio e Luca Sogliana diventa una poesia che non è sarda, fosse estetica, possa manera di fare poesia. E sarda scetti poi da tu da scrivere in sardo, pensa si dico ricche e tu furri in sardo non diventa da un poeta sardo, no? Dunque se si intellettuali si piattavete una battaglia pericolosa di Adeus. Io ti raccomandavo di scrivi senza metrica, senza rima, e i sardus non ci rennesciano. Tanti di induno verbali, Antoni Sanna che via da suo presidente in sardus, tanto abuso, scrivi la vaiga potessi imparare questa rima, che tanti disisperavo questa qualità di legge che di poesia che via da che non ci rennesciano. Via da una maniera che non teniamo fino a su 65. Sa metrica libera in noi non fa ia da imparare, non fianta buono sui poeti. E arriva tendono verbali e scritti, la vai, sa rima imparare da candolesi, ma non sempre, non sistematica. E dunque sa ci canta de vassai, de questo senso sa misura, ha un'idea di poesia appena smisurata. Io da un traballo umano, la vai che su 65 Cesaraccio funtisano su e accanto a morri preduzzando su Cesaraccio fai un convegno in Sassari a un dinarada questo sfuego su la questione della rima poi sanno su chi preto via da presenti sì in poesia la questione della rima che oggi può persino far sorridere e ieri tra i poeti era considerata di fondamentale importanza. E da ciò può ben definirsi la dimensione culturale in cui si trovavano molti degli interessati. Questo che vi sto dicendo sta dicendo. Cioè gli interessati al premio partecipavano senza capire come potesse essere una poesia senza rima, senza le forme strofiche tradite. Siamo nel 65. Paragonando la poesia di una giovane da vestire con una gonna, umoristicamente di Naranta imbunnedona a sa poesia tradizionale, antica del Sagara e il minigonna la nuova moda della poesia in versi sciolti. Dunque ci via questa poesia seria in bunna e donna e poi ci via da gussa mala Noa narrato su Noa in minigonna. Naturalmente c'era un giudizio estetico dietro questo soprannome. In minigonna vi annai che doppia atturare a te su de nosus. Dunque e succedendo tu gusto tre un umano in questo anno e dunque la Sardegna effendi una questione manna vostra lingua e finza sa pericolosa che sti identificando sarti sa poesia con sa lingua Deo Furrio Garzia Lorca in sardo e diventa da sardo Garzia Lorca non è su chi succede in sa canta che causa predumura fai un traballo un pezzo di gusto tematizza da sa Sardegna
fai un discorso politico in pizzus dell'identità sarda, scrivi in sardu, ma imperendi finza sa manera sa europeas. E in questo tu si vedi Antonio, che viga da suo fuetto, del suo babbo, quando suo babbo muore, che diventa da suo poeta manno, de numero. In suo 71, quando vai di suo libro, la prima edizione sul libro su. Poi t'avredu a rennesci da essi sardu, finza sa imperendi sa manera che ti narrata Antonio Sanna, dessa poesia di tutto il mondo, europea, sprovincializzata, imperendi una lingua provincializzata. Si tu pensa che quando tanti pensavo in poesia, tanti pensavo in locutoresu, dunque sa no, non fia da provincializzare il Santos. Si castiaisi queste edizioni, Piesi, che è ordinata con sa poesia no a, quando comincia da suo libro, e sa poesia beccia in fondo. Si castiaisi come è fatta sa poesia beccia, biesi da su zeliti. Se ordine da capaie. Predu, in sa prima parte dessa scrittura sua, scrive Canticos anticos de su tempus pizzino, questo è il suo titolo che ha donato sa poesia sua, antica, de su tempus pizzino. In questa sezione, su 18 testi, in 6 si imperata sul locutoresu. 6. In altri 6 si imperata sul locutoresu, ma con calincuno fuetto bravacino. Dunque 12, fiamta 18, In altri 3 la variante base è il locutorese, ma con elementi italiani. 12, 15. Locutorese, spiegata. Quando via dai Nisili, o quando ha cominciato a traballare in nuoro, il locutorese, scrivata. Poi da questa è l'esperienza che ha fatto da giovane. Entrai in una bettola e cantai ottave. Come ti da doppiata cantai sottata, sa? E da ci doppia poi, sa lingua locutoresa, ma sa lingua sarda, narausu, coine, dessa poesia, dessa letteratura, non è provincializzata. Ma il maestro su de su premio zeri naranta tutti i poetas doppesesi engagé, doppesi questionari del suo mondo, dei pensavo questionari del suo mondo e delle difficoltà del suo mondo, doppiata imparai sa lingua riconosciata, sa lingua del tono, tanto bruso che hanno imparata sul loreso, che deriva da un prestigio umano, pensando su questioni politiche. Dunque, sa provincializzazione della lingua e sprovincializzazione dei contenuti. Nelle altre raccolte succede appunto quello che vi ho detto. Quest'ultima ricorda che dinanta sa poesias d'una vita, e sa ricorda ultima che ha fatto con Antoni Sanna, consulente in Arauso, che tu scriviada, impera da scetti sonoresu e non impera mai sa rima, se non riccivo bosordi, che ancora botta bosonu, ma non essi strutturali, non impera da mai sa rima, non impera plus sa guardina, non impera da brusu is formas nostras. Ciò nonostante, non potevo snare che non è un poeta santo, ma avevamo una di poeta tu consideraus un poeta de tutto sa Sardegna. Tu consideraus un poeta de tutto sa Sardegna, quindi quando arriva da scioperai un'altra lingua differente dessa sua, da impera da bene, ma può demmatizzare i questioni de tutto sa Sardegna. E poi si fa di su guia de tutto un movimento de gente sarda che questionata, de su che interessata a sa gente sarda che va da poesia e incomincia da un movimento umano con suo figlio prima di tutto. Dunque si dona da suo figlio sarti via da imparare in suo tempo slow. In su 63 si sta ancora il silenzio, poi questo posato su te si dona una brazza isso. E sta ancora il silenzio vinza sagato impera da suo Lorenzo. Ed esti silenzio non scetti poi da questione da del suo fatto che via da operaio che soliana, ma proprio poeta arrennescite a essi poeta come di via da prima, in metrica libera, ma tenendo il suo senso della misura e del suo canto,
cantami un'altra cantone cana. Sempre l'anamor tu cantante, teniti sempre in conca che vinza 6 metri calibera, sa poesia da doppio sunai con sa voce, da doppio sunai in presenza, questi commenti da imparare, questa idea di poesia che da imparare in sa bettola. Tu i tempi stessi presenti e chi ne da ascolta da dei tempi da ascoltare quando lui da sé si faenti. Ancora questa idea, vinza sa, o su poeta taurino, questa è un'idea di importanza di questa poesia possa vita. Questo è su molto. Poi se lei torna a usare regionale di questo scontro su in coa, che allora che scrive esatto. Noi che mi ponete solamente di pago pago, pregavo sta signora, la signora che venga e ci lega lei qualche cosa del suo suocero. Poi sarà la volta del loro Tardis che ci farà sentire un film operaio di Luca Soliana. L'anamor tu cantante che sa cantone in bucca e Milana cattau in sanda la predosa o crosacchero che in su dolore sa morte sparte in fronte chi solo che in su britto che in sa mala sorte che in su ventum sende li sospiros in artus a luna rompiante non la cubane mangus d'oro son mortores furios que un bramala los abido su rigo esos ceros de luna que no dormen esas preras si seden a contar en segretesas a estetos in nube comenta l'anamorto e rutto che ne schire da ervidio che ne schire de morrere l'anamorto cantante che sa cantone in bocca. L'antiepica della Barbaggia che fa, ecco un tratto rivoluzionario, l'antiepica della Barbaggia. Contro la violenza sono buona parte delle poesie che lui presenta a Ozieri, adesso la signora Mura leggerà Ventu di 80 Scapatarios, dove c'è la speranza della pace tra barbaricini nei casi delle faide. Vedete come introietta tutti i temi e riesce a usufruire in questa maniera europea a tu rendi attaccau ai stemmas che nos interessanta in santo in questo demus industrializzazioni da olemus puro e di pocais partidus pensando a Ici Vento de 80 cavadarios 80 cavadarios falan de supramonte che indunato in su coro ruginata aubes un andante che indunate su coro ruginata aubes un iucendes a cantone de sos isprone ruios a Nugoro no andana al Tartari no andana a Castello vento de 80 cavadarios aubes picande cusos ferros de boco istande su postazzo in San Benau de Puntana Bona lo so iucende a fate il giuramento cosa parte de sodio, bezzo e nomo,
80 cavallarios. Io qui è una bandera tutta fila de lacrimas così, in colore de notte senza spera, colande sopra sa luna nighedda, amperdius avia, e perdio an sorfrenos, si chinde, son saruche, 80 cavallarios. Cavallarios, io tendente a firmare i spasci, come si va da un tempo, ma a diverso s'arruga, si contiverso, si strada e tenianta una bandera così a dell'agrima, de tutto sa gente morta, poi sodio su. E dunque è santi epica de sa bravascia, giusta, de su bandito, di su via da un cattolico ferventi, e dunque tenia da conca un'idea di giustizia evangelica. Ecco poi interessato con de adero su Pizza, saranno mai su Garcia Lorca, aici di Naranda de Annomigio, su Garcia Lorca de sa Sardegna. Si potrebbe leggere qualcosa anche di Antonio. Mi spanta sorride stristo e questa gente antica, eppure mi spanta che sia viva, resto predoso e tutto si sconquasso e prima su diluvio. La vai commenti, hai mezza da su canto de Antoni, sa poesia di Antoni, mi spanta sorride stristo e questa gente antica, non uno spanto in mezza da scesi di spanto le un'altra cosa, sa. Stupore e azzicchi d'ugurio, spavento. Questa inocre sa terra, mi spanta sorridere triste questa gente antica, e però mi spanta chi si avviva. Resto predoso sa terra di tutto si sconquasso di prima e su diluvio. Su corpo che so zastrus alimentan desa rocca, sustanzia del granito codina, dono prezioso d'un Deus picca predere. Che mamar festadas y sa preda, fazza de crapan dolentes, cresquen sofizos pro sa morte in flore, e sono marmuradas in eterno. Sa casta belluina e sos pastores, che si incaina, timudas uguales che ne dine, e salvamento nessuno eroca non stoccata. Su tempus che non cola, non si moget, varian sul frutto, su colore, sa bozza de soffrores, mudan in chelus os astros, il grappolo delle stelle dell'orsa, le costellazioni ci sovrastano ignote, noi non misuriamo stagioni, ci schianta la fatica. Sa terra si veste di Dio, de notte si spozzano, sul mare si strumentano in bettelle, cavallo si strumoso, o si sterni quietos, senza d'uguale eternità. S'amore galo non naschi, cresce sa prepotenzia, dai rincranna desumaguma universale, core questo brusto de terra impregata. Solo sa solidade non affranca, tesa luna, unica zorre ere messo schelos. Ne una mano un liberare ti pesa che non salutare, sinzo desammene pattu, domines uguales, dalla scampura albichina del suo quaternario, dove cresce sa vide, si incupona su vino, e su tridi cuposso banzica su vento, che a borda su muscolo pevacchi de saranno in flore. Las cosas de esa poesia che leggo la signora Nereide, da Tozzunai, dove Sascetti. Infatti, Antonio Mura, figlio di Viero, o preto, in una poesia scritti in moreso e in italiano, desibio, sì, a un certo punto ha cominciato l'italiano. L'italiano quando da temperare, quando è entrata questa poesia di scuola, ci schianta la fatica e del pavese. Quando
defendi su sardo, però impara da sul noresu e tu scrivi sul noresu come ti si narra. Rucker, con sa K, impara da sa K, eccetera. S'altra cosa che dobbiamo su castiare in noi è che questo figlio del suo poeta Manno scrivi poesias bilinguese. Dunque, sai su scrivi savati in noresu mistilingue, e poi vai di savati vinzasa in italiano, in su 71. Dunque, sei già un poeta di una generazione bilingue, di su 26, su Villu. Giusto? Di su 26. E scrivi poesie bilingui, dunque sei entro un sistema bilingue. Ti interessa da puro savati scritta in italiano. Su babbu no, su babbu non puoi scioperare questa lingua. Sta varietà di sì, ma sta lingua no. Devi di imparare a usarlo, puoi scioperare su sarcitanese, su noresu, su locutoresu, ma non devi imparare l'italiano per fare poesia. E sti già è un passaggio di importumano in questa storia, di questa poesia nostra. Grazie. Sentiamo adesso Ove Solianas. Ti quería pintare una cantone, coloría sorriso de stedos, in profumo del sole appena istiru. Una cantone chi tessera vivo
riscoperto questo fatto di cronaca di tempi andati, in cui il canonico Matta proprio fece sentire la sua voce. È una cosa che ha sentito, se non ricordo male, dalla nonna Elia, e l'ha ripubblicata, e di questo lo ringraziamo. Prego. Adesso canonico Matta, non ho studiato oggi in nulla, pago, a vecchio. Però mi ricordo bene, quando nonna Giulia mi picava ancora e mi questionava di questo canonico Matta. Cantata o recitata, ottava sant'era, ma ricordo sempre San Gianetta, e questo ormai scelto e non mi primo assolutamente in questo. Mi alla pratica invece me ne manca anche un'altra cosa. Questionare sempre di un omicidio succede proprio accanto a un musua. Questa cosa non fa nascere con sus anni. Però doveva suo babbo, sua mamma, e quindi hanno assistito non visivamente, però io intendendo tutto su che cosa succede. Logicamente non fu da studiare, a metà mattina da seconda elementare, e tanto sa seconda elementare va bene. E questa cosa che mi meravigliava più di tutto fu a questo di scia a memoria un anno ottava, e da scia veramente. Poi mi si accattava che c'era tanta gente di queste edadi che andava a intendere i poeti, o Santa Elias, ad esempio, Santa Maria Maddalena, tornando ad uomo e si regolando. Si regolando sottava, una cosa che non ho mai compreso. Mi questionava di questo Luiso Matta e narrava con ammirazione che Luiso fu un picciocchino povero, figlio Ferreri, e a Pittico aiutato a suo papà. Ferreri tenia bisogno di uno che tirava forti, ecco, mi avrà un conca, tirava forti. Tutto uscito da fuori, no? No. È per i mantici per alimentare il fuoco. E quando tirava forti, si contava sempre in nonna, ripassava, studiava e mi avrà un mente gusto. Narrava rose, che devo tanto non scelta fumata, no? Poi invece si studia per comprendere, per guarda, si inizia sul latino, si arriva a declinazione, che non sbaglio, ma non parliamo tutto, guardi. E questo picciocchino fu a lutto, di regia da ascoltare, di regia in modo particolare quando in crisi, perché andava a me a crisi, anche la gente è andata a crisi, no? Come demoni, quando andava a crisi, di regia da ascoltare questa predica e di regia da quando su predica stionata al latino. Viene di Aici su predi Zanco, era il suo nome, Zanco, e pigliava vedo a Baioli e dire cominciava a fare studiare, e cominciava a fare scrivere e leggi. E a bello di accanto un libro ad uomo, a cominciare a studiare quello che è del latino, e questo piccione non parla subito, quindi quando vedo meraviglia, di tutto subito, che passo, di comprendere tutta questa cosa difficile, ma che resta traballando con suo papà. Non ha detto nessuna possibilità di andare a scuola, se ho questionando del 800, mi pare che nasce su 1851, 1851, quindi logicamente non è andare a scuola, però fu ad imparando bene italiano e latino, e di regia da Ligi, Dante, Omero, Virgilio, tanti che usavi Catususo, uso da questo poeta famoso. E la prima volta che ho cominciato a cantare, o a recitare, fu di Isottavas a me festicelle, di Aici. Poi a bello però di questa vocazione, se io gli fa preghi, e ci rimane a Torino, mi ha fatto sapere
devo sia andato lì a studiare perché la prima volta. Dei salesiani, ma i salesiani nata che aveva fatto per la premi e quindi torna la riga. Domani a Tauristanesi, ma archiepiscopo, 40 prima di Aristanesi, non eccetera. Ma voi adesso voi non si vede, ma probabilmente De Lorenzo che il seminario tanto quando ha fatto questo ciò che ripetico, lo si voleva andare a inquadrare bene, si voleva andare a organizzare in modo che tu fai commento lì a sprechi, tu sto facendo un anno, te ne hai vinto un anno e quindi non è più. Finché quando vecchisi, grazie a uno dei Gergei Nuragheso, una persona importante, su canonico Enrico Guardario, originario su Babbo, fu originario dei Gergei, una parentesi, in netta di costomini, fu da corabia tua, una dei 107 e uno 106, ripeto, è lucida saputamente, lucida saputamente, tante monaca, tra Gergei e Nuragus, lo sempre che qualcosa in poso. Enrico Guardario, che fu canonico del Sacraruci, de Castello, e fu attento sull'onorificenza della croce di Santo Lazzaro, sono importanti, anche San Silvestro e tu vai a piegare. Andata come in Teodron in scuola sul vicario Luiso e quindi dopo Brigando diventa preti e a sa prima occasione vince il posto dei rettori a Gergei e tutto sapeva la fai il momento del rettore di Gergei. Ma già di primo scrivere gli ha scritto forse quando tenia da 18-19 anni su una bella canzone a San Madonna Bonaria e Giuseppe Porchetto de Gerome, forse si mette ad sentire una monaco, un personaggio, e sul mercenario Francesco Sallis fa pubblicare questa canzone e la prima canzone che hanno fatto pubblicare del suo canonico lui suonato. 10 volte diventò deti seguiti ha scritto canzoni con Santo Sidoro, canzoni con San Madonna del scritto Melas e fu stata già pubblicata a Sagatanta a sa signora incoronata de Bonaria poi il miracolo del Santo Sidoro e me la satra poi Santo dato non ti può predi e mi pare giusto che tenia a questo stemma ma sopra romana ad accennao prima me este sagovità sicuramente un'opera importante bella e importante. Pensai che andò a questionare Antonio Gramsci e Leopoldo Wagner, che non fu disultimo. E al regionale di Sagoia Vitao, non è per me, che ancora ha scritto che Dio è specialista in poesia. No, a me mi piace questa storia esatta. E mi piace in particolare questa storia nostra. Mi ha fatto studiare, non si studiato sul mondo a me, tutto. Ma tesardo, mai nulla. Evidentemente non esistiamo, non riuscivo. Ma è male che amici mi sono posto a studiare questa cosa e mi è venuto in braccio. Poi, su quindi io non riuscivo, però c'è pure a fare. A Sommanco, per l'assai, un arregoda in Uraghesus e a tutti i amanti di Sant'Alias. Quindi, devo sapere, saltare a Creta, seguendo sempre la strada di Sant'Alias. No, poverino sul libro, quindi mi piace. Quindi di Sagoia Vitao racconta di questo matrimonio che è una cosa bellissima. Potevo vivi che leggevo su questo Sagoia Vitao un momento bellissimo dell'antico nostro. Non fu semplice, sul matrimonio fu una cosa bella, ma a festa, in allegria. E papà a me da sta gente, quindi ha fatto una delle spalvolte che va a banda. Quindi va importante. Matteo non vi ho prima a pezzo di gusto che sicuramente conoscesi, è stata poi vai una
un arrangiamento vettivo. Un'altra cosa che mi ha proprio così spredica adesso canonico Matta, a Gergei, e ha fatto predica bellissima, già fatta proso poesia di predica, da ascoltante ad altro. E una predica che ha fatto nel suo 1913 per Sant'Alias, a Nuragos. Beh, questo mi devo contare nonna, ma a Pubio, che è in altro luogo pure, pagattavo, si fu da Aici in ferrorai, ha fatto pranzo a tutti. E a Savini si va posto a pranzo tutto. Fu a Surtimano, sanno dopo se è morto. Ma qui adesso fu da mera interessato, mera devoto di Sant'Alias, ma su santo a cui io gli approvai. E logicamente che non potevano scrivere qualcosa per Sant'Alias. Io sono cultore, Sant'Alias mi fai piacere. E scrivi infatti una bellissima canzone per Sant'Elia. È nata: chi vives in pena, anima affliggita, a Elias ricorri vo ti consolai, canticus de gloria, con bella armonia, innos de amore ti voglio cantare, intonai. Podi consolai, canticus de gloria, con mente meta su diccioso santo, conserva l'urago sa bella memoria, e a pe su si scioglie in pranto, che sti su santo di protezione, consolazione per ogni creatura, chi dennis tristura, chi sesa affannata, con una mirata da consolare. È bello, veramente una bella canzone per Sant'Alias che hanno dato tutto su Antiligio e mi auguro che dice da fuori di Nuragos. Però questa cosa che mi ha deluso interessava da un dito amico fisico, per gli altri fisici, questo che non ti uccido uno, oltretutto, è una canzone che ha fatto quando fu a giovane oggi. E non mi contate questo, mi contate come una cosa, tanto pensai, in Nuragos si va di gente, di gente buona che non combinata mai nulla, ma gente tranquilla, un omicidio in cui sai che come una cosa stranissima. Quindi mi do contata già a oggi bascia, prendendo su 1906, 7, 5, 6, 7, 55, 56, 57, quando mi nonna ancora mi contava questa cosa. E ancora già in una rata abbassa oggi, che verso una cosa gravissima, in realtà. Ma buona questa gente, sopra queste canzoni possa morti di fiscalia. Io di questa canzone, da potente non è nonna e dopo mi ha cattato un'unghia. Quando sto scrivendo queste cose, prima di avoni e di avosta, incodendo di essere la vita, però non era, da cittadino. Quindi mi sono posto a cercare questa canzone possa morti di fiscalia, ma non c'è nulla, non sta cattata. Finza canna per cattare ma nemmeno, no, ma tu ci si forse da dentro, un maestro di scuola Gergei di ha tornato a scrivere sul 1936 in un quaderno di scuola. Non si via tutto. Però, dopo no, c'è il mito, ci provo. Grazie a questo giorno di un'altra persona, Fernando Di Sì, un maestro che stiamo usando bene, eccetera, Dio ricostruire le parti mancanti e credo che sia una cosa accettabile. E quindi questa prima volta dopo scritta in un libro, fu ormai verdi, e mi dispiaceva la poeta che questa canzone, tanto sul fatto di un omicidio a Nuragos, ma argomenti descritti Luis Matta è veramente una parte della vita di Dandos, cioè si leggendito pare che entri in un mondo che non esiste più, ma è un mondo che esisteva, un mondo del 1800, fine 1800, esibì tutto questo spanto, queste cose che succedono. Ecco,
su poeta presenta su fatto in ottava e nada. Poi alla legge che qualcosa meglio del mezzo, signore, che è bravo. Nuracus, confuso e atterrio, mira sa questa scena con terrore, bisbigliati in questo modo, non è mai viro, si esti cor più duro intenerio, generale est in tutto su dolore, puite che efis in vita vita amato, progrussu esti che rumore ha sollevato. In questa canzone, da paralizzata, penso non riuscivo sia giusto, ci voglio un professore universitario come tu, magari voi da Gastia, no? La paralizzata inizia a cantare, okay? Usa da meras termines immagini, figuras de Dante o di Omero, infatti scrivi l'assa sa contentesa o musa mia inizia legge, che è tipico classico, farende di trista notte su un canto e racconta su lutto, s'agonia, sas lacrimas, sas pena, su pianto, chi vaga se brusa morte e fiscalia, s'avvizzida mozzere dolo tanto, piaghende suo marito, suo amato, molto improvvisamente assassinato. E non manca Sattito, da noi è scomparso, da noi in vita Sattito non esiste più, forse non l'avevo mai inteso, ma che sia beccio, quindi è una cosa di tempo fa. E quindi torna a usare, cioè usa Sattito e nada, marino de sugoro, amante ducas in custodia sette punto, non bene sprovvedare surioso, sadioso, di rilassare solo, non assunto, cali ingrato, omicida sanguinoso, questa notte su vuole a tie appunto, ite male notte ha operato marito, amante, sposo, coro e amato, a sughia boccio nada, belva, tradotis belvas, savior vera in spiritu de serpente, alma de urso o furia de sinferro, verderello. De sus annos truncato ma su urso, l'intenta su spuzzone de saera, su dolore vi esprimo il suo discorso, bene, ripeto bene, coro duro e trapassa su sino a mie uno. E poi anche per i figli, tenere goros figlios pazienza, babu vos all'assato de minores, prega dessa divina providencia, che de che vos mande so favores. Deo vos appo a tenere assistenza, vos ilutro di penas e dolore, sezi orfros e mamma di scura, baulo de giovanetto in sepoltura. Come è sempre entusiasmata, essendo buon cristiano, prima di diventare re di Dio, non manca di vai anche a cino a Sagresia, a suo Vangelo e a Sa Madonna. E specialmente per questo qui andano a tutto il medì, a buffare, e non torna da domo a Sora Maria, perché da sì che non si torna da domo a Santa Maria, ma si dimanda sa staria e si imbriaga, buffendi, subino, senza conto e narada. Ecco subino, frutto amaro, chi produido a subino e si staria, timide questo luogo bosinaro, vosamente esempio de garia, serva de gomo innantes pro imparare, de fruire donzi mala compagnia, si staria essa, domo de su demonio, pregiudica vita e patrimonio. E Luiso, fine di pregando Sa Madonna, patriotas, amigos míos, connotos, que han silencio su canto de garia, sos esercizi católicos devoto, una divota Ave Maria, sos fatto principale, possunto, notos. A poi finistinare di questa canzone che non canotta, di Luiso,
qui ti presentano una società di Nuragos in questo periodo e di offerti di Nuragos e mi parto che sia da rivalutare questa poesia che abbiamo conosciuta e che non è stata poi scritto in nessuna avanti. Ma è molto su tempo stringere, non voglio di incerti di fisio, o l'accabare questo ragionamento, ma è sì bello questionare di questa poesia in Nuragos e in particolare di Giovanni Cudrulo, cagando che fu al suiventore di questa repentina. Adesso è un'altra volta che questa bella compagnia alla Prash. Marito de coro, amante, e dunque se in quest'ora sei defunto, non bene sgombrare serioso di rilassare solo non assunto. Cani ingratto omicida sanvenoso, questa notte su coro a tie appunto. Itta male eris notte has operato, marito, amante, sposo, coro amato. Belva, tra tutti belva salufera, spirito de serpente, alma de urso o furia de s'inferno verdedera, le sosanno struncato, ma su curso l'intendanta, so spuzzone ste sera, su dolore vi esprimo in su discorso. Beni, ripito, beni coro duro, e trapassa susino al mio curo. Marito, se corcado solo, mi rivanta di divaga compagnia, nessi come sperato pro consolo, pur un'altra orta di cheria, con lacrima s'ammara se con dolo, a passare a cosa trista vita mia, ma abbraccio custos fizos orfanetos, con custos pannos tristos e nietos. Teni de caros fizos paciencia, Babbo, vos ha lasciato de minores, pregate esa divina providencia, que de guero vos mande sos favores, Deo vos ha patene de asistencia, vos inutro de venas e dolores, seis orfanos e mamma estis cura, babbo de giovaneggio in sepoltura. Gracias Adriana, giustamente. L'ho seguendo al professor Gianni Lui, commentavo a prima, secondo me mi vado così che da cambia da anni 11. Che poi proprio di questo da chi si va? Gianni Lui. Grazie. Questa verità di devo pensare che mi tocca da ringraziare a tutti su questo prima da bello, imparare una cosa, storia che non conoscia e invece se mi tocca la questione pure, no? Vabbè, devo fare cibo delle varie parte mia. Devo a Nino Ucci non lo conoscia, naturalmente, credo che a gente che non sia da dei esili tu conosci, non è da connoto come anche altri poeti dei schiavi scustianati noi. Però, leggendo letto in questa ultima sacida stavo preparare sul seminario di oggi, iniziativa di oggi, a pago mi parto che si comprende lo sapere, poi sta scrivendo cose schinarada, descrizioni schivate, su sentito di questa poesia cosa sua, e cosa che si può comprendere e di poi si approfittare, è una cosa che ti giura da leggere, da comprendersi. Poi di questionare però tocca da sempre a cominciare con Salvini, non c'è un'attesa, quindi praticamente devo arrivare direttamente a sa sostanza, se questione di questa poesia, tanto è questa poesia. E poi si comprende lo scusto, potevo poi leggere e dire i commenti, quali interpretazioni che dio da Nino Bucci. In su c'è
una forma di canto che dopo conoscete su canto flamenco. Su flamenco tenete una forma che si sede nel canto ondo, poi su canto profondo, che è questa cosa più appassionata, drammatica, forte, e quando non c'è più su nessun aggiunto, questa persona canta direttamente con s'anima, pare di Brangela, pare di occhi da fuori, questa cosa più sbanda, più difficile di occhi da fuori. E questa poesia è canto, questa poesia è canto, questa poesia origini è una cosa, un'invenzione moderna. In Sardegna tradizionalmente non esiste, a me mi è capitato donare una cosa scritta a una zia mia anziana, riga da suo voglio e cerca di comprendere come si vuole cantare. Poi non è in servitudine. Tanto se canto di musica, tiene bisogno di una rappresentazione. E certo, tiene un'estetica, una tecnica, tiene una forma. E potete questionare dopo questa cosa, potete sformare a servinti, sformare a servinti questa rappresentazione. Se uno non tiene forma, vuol dire essere libera con un modello, con un altro modello, non potete rappresentare su violinari. E questa estetica si può rappresentare qualsiasi cosa, tutto si può rappresentare, una partita di palloni, un astronauta che anda in luna, non è questo su problema, però quando uno deve rappresentare s'anima, questa cosa diventa più difficile. Ma s'anima è una sensazione, è un sentito, non è una cosa connota che si può dire e sta rubia, e birdi, e starta, e bascia, no, è una sensazione che è difficile di esprimere. E tanto si deve aiutare con altre immagini, con una similitudine, con una metafora, o fare comprendere l'idea che non so deve. Una persona non è triste, poi una regola è triste non vuol dire nulla, tristi commenti, ci può dire la maniera di essere tristi, tanto quando tu spiegai uno deve tenere sa forza, cerca di spiegare tutte queste cose. E noi in Sardegna siamo mai pensai, in Sardegna esiste tradizionalmente sul saluto, ciao, buongiorno, buonasera, no, non esiste, è una cosa moderna, questa cosa deve imparare dai supremi piozzieri, con Sandinati si è piaciuto modernizzare. Sai certi, quando si attopiara in sta strada, cante incia, in un'andala, i te pare, commentista, perché vi surpristo sei. E s'altra rispondeva con questa sensazione che tenia. Cercare di dire come si cantare, magari in questo problema, sei contento, non sei contento. Si domandare in castello ai pescatori, quando uno ha pescato una rata come te, acqua meta che ci va, una cosa. Uno povero un meta, si una ranta e dei commenti da gara, povero sì, ma povero commenti, povero commenti una bagaglia in caresima. Si non si narra da queste espressioni, uno non può spiegare questa cosa. Si immagini è cosa che fai comprendere dopo. Tanto, commentista, commenti sfolla in smatta senza torso. Un garetti corto di una rara, non su di una rara sotto queste espressioni saici, senza uscire dai vari poesie e donai impressioni. Quindi, non su Zeus o Venus non uscì, un popolo di poeta bonus a rappresentare s'anima, su sentimento, su sentito che tiene di una persona tutta i visi. Però non Dio fatto e io spero non pago questa tradizione, ma questa è un'altra storia, non si. E torno invece a suo poeta Nino Pucci, tanto deve cercare di comprendere quali punti, le espressioni che ammostrano s'anima, su sentito che devi su poeta. Commenti tu rappresenta, come senti delle immagini. Potete sa mamma è mamma fontana mai sicca, mamma ona, ponai queste espressioni. Oppure che in un altro luogo si può dire tu sei amore mio preferito, fiore che mai per un mese sa passivo. Però intendevo questa rappresentazione, questo così segnali di pensiero, mamma de pane sardo profumato, ti dona un'idea su tentativo, su sforzo
per rappresentare su sentito che tieni di sa persona. E quando sa persona non c'è più su chi può dimensare, quanto mi manca spezza e pilicana in questa via santa di Natale. È bella questa cura, proprio s'assenza, sa mancanza cura, senza altre spiegazioni, perché noi non ci indesta bisogno. E su proprio con altre persone, sa vita, troppo coro appenato, ma due mestis de lughe, compagna, lentore e sparto in saranca, in susindo vedrosu, deo, te nou a gatto sapida, oppure e su sole desistiu luminoso, su lentore manzanile, e su viovere e su pascolo silente. E aici sigidi, esti circa con gusto per rappresentai sa sensazioni chi vedi. Vi dico che ancora aici a chi e di zagara entrego questo canto galedono, che è solo vizu libero de menes, e solo sia tu e suo padrono. E noi si vidi ispirazioni e su traballi mancito raso si gusto, oppure e noi si vidi fosforo, come ispirazioni, tristu, come diverso in Camposanto, in su fritto terribile e salosa, in noi non va mano affettuosa di carigna. Ecco, questa è la stessa maniera di rappresentare a Sammigus e Spenidu, ma snato sia forte, una volta è toccato a mie duro, a combattere contro sa morte. E poi si andava a vedere che i punti altri stemma sa preterio, altri due c'è dei punti non è da suo primo impegno politico. Il suo sindacalista ha trabagliato e questo impegno è passato in sua esperienza cosa sua. E Castiaso come ti rappresenta da uno dei smalisi dessa terra nostra. Se migrazioni. Se storrato, sposato e sofferente, solo, povero che sapia che dispartito a cliccare su sole. Essenziali, senza meta scossa, su questa situazione. O di un altro emigrato, come non isco manco in USS, ma isco solamente, che sapia che se andato con bisos de terras promissas, forse per non tornare più su a questa terra de vetra e de dolore. E un'ultima immagine, a voi che siete andato sventureris, suentu e via, dati su bianco scuro e su ostro lamento. Esti su soffrimento, sa sofferenza di questa persona che vidi, persone che punti di questa terra cosa sua, che parti di non torranta. È un'immagine mera bella, che potete essere proprio tecnica, quando era pensate su disoccupato, in moi, tito disoccupato, in disamparo, chi passa senza strada a fronte bascia. Su disoccupato a fronte bascia. Volinaghi chi perde di sa dignità di chi onara suo trabalho, non può darsi ai soldi su disoccupato. Mentre che un'anima dei dia zamunas in su sole ranile, su disoccupato chi zamunara in su sole ranile un'anima dei dia. Quindi teneri sul gelo e in apparenza sti in su soli, ma non in cesti su gelo. Questa apparenza è differente, ma è l'ultima cosa, non ha stribaglio brave, non ha sfida. Questo mi ricorda da un'affermazione che non sa su che professore amico mio, chi non lavora non ha, ma soprattutto chi non lavora non è. E si comprende di suo sentito. Non ha trabaglio brave, non ha sfida. Perché sul trabaglio è stessa vita per chi tiene di questo impegno. Certo, poi c'è tutti i momenti scuro nella su speranza, su primo de maio, tanti strade ancora sul mondo da percorrere per arrivare sa giustizia avea a cancellare e pro conoscere sa promessa aurora o quest'altra pinzellata con un'altra persona che sa terra cosa sua, Berlinguer, attie, cumpanzu, brave, mastro, frailatore scuro, casi notturno, de muros fortes e de bastiones contra sa prepotenza e a sa tirannia. Chi torna del guru è che già manno non sciusi sa costante resistenziale o cosa, però Peppino Mereu è una cosa che teneu su chi partecipa del gusto. Però a paga il ribauso quando ancora non c'è gente. Ci punti altre persone, saprati, si convinta, sabacco, si immigrati. Poi a paga questa persona si indandala
devo rappresentare ci pone che s'anima parata sempre più sola. E tanto c'è questa relazione che tiene di con sa terra, questo deserto e vedra, sa terra sua. Si terra solcata di aratro e de suori, in fustas mi promettian pane. Zutta sospes de basalto su sole, e tende poco in chelos de piumbo impiedoso. Sa terra che non ha che male, però è una cosa difficile che non dona il suo lavoro, la soddisfazione che non vuole, però che una volta e noi torniamo a questa vita, tornare a donare conforto. Quando un'araga di montanudo con un dulce sfrinas, chi carignende su cipresso un detti nell'egia sarcanas, su coro pulsa de mele, in questa notte parata, bisonzoso e cantare un muto. Cioè, torna da puro in gusto. Sa terra è sa Sardegna. Sardegna, pizzo stuo sti chiama dai atteso. E s'altra parte. O Sardegna revedra, risponde a sinsoro lamento. Canta pena mi das, canto dolore Sardegna mia, mamma beneitta, non ruasi in venucio si sconfitta e de sa morte frundi superiore. C'è pure, in noi c'è pure su sta parte de s'impegno. E poi Isiri e poi sa, una volta che la sa su sa vita, una cosa che varrà solo. Cutos che t'han lasciato tan in coro, che prenda preziosa tanta amata, prite cadue se sa terra è solo. S'appartenenza, che mi ricorda da una cosa che ha registrato una mamma mia quando 40 anni fa, quando fu cantando una mia, un nepote di cosa mia, che cantando a pagapago una rada fuetto di Chiauso in Castello e che non sia di Castello, che sia di Seui, e sempre ci pensavo su come non ci tornavo, pagapago d'ora, su pensamento, potesse occasioni di questo campo, di tutto tenevo su in sfera, normali, eppure su occasioni può si sfogare, può questionare di questa propria persona. Mamma quando canta io da una ninna nanna, certo cominciare con su più, poi non si dormiva, però a pago cominciare a cantare, a recordare che poi sbagliavo strada, questa non fosse mia, e a pago senza sindacattare, una specie di psicoanalisi o di autocoscienza che si fa ieri. E quindi si Nurada, aite mi chiamas in custora, chi sargiannas de s'anima arrancada sapo de veres de amarguras. E poi sa festa, podorrai a salto a Pedro Mura, campanas dai salto campanile sonare, ma sonare a tocco e festa, che Pedro Mura, con corona in testa, d'orra canzone bello a subire. E una riesce a immaginare questa senza superto, senza sta torrata. Poi questa musica va e parte, e infatti Ligendi a Nino Pucci, discorsa sui punti braccia del bluso, punti busa sa che non c'è sa rima, quando si canta come intinarata a Raimondo Viras o s'esperienza del suo Previo di Ozieri, rimaia viene babudò e criticata in questo spoetetto snoso di comenzante a scrivere poesia, certo, può volte studia esagerato, però c'è criticata a forte, poi via di questa tradizione, questa. Ecco, quindi a Pagapago, poi a un certo punto arriva a Fetissanima e Sanima esprime con due immagini a Brusberotto. Quando non ci conti per altre persone, essi si relazione con il suo Signore. Isso tu presenta sempre come un dialogo. E sta tu per tu, ti parla in due persone e quindi questiona, so tanto istracco, Signore, tanto istracco e camminare solo. E se si risolve, questi sono temi importanti. Sul misterio do, Signore, lunare in sa notte sa si stellas. Signore, Deus Babbo Onnipotente, allontana da me questa amargura, pone fine a sa pena, sa tristura a tuo amore primo e splendente. E noi con c'è un'evocazione vera clara del suo Vangelo, della passione di Gesù Cristo canduesti. Quindi a Savini avvara completamente a solo. Non c'è più manco su Signore. E tanto c'è su tema di questa tristezza a vorti chi tenia in cuore. Neulas e ancora Neulas e via. Neulas su ci l'ora da me la torta, se su questa cosa che non ti dona questa possibilità di tirare sul sole, questa cosa che oscura, quindi esti sapere. Bando in anda las tristas, e sa neura e su zero penetra cana, intro sos profundos schizzolos de s'anima.
in questa domo anzena su fritto e gallo plus fritto. Neulas penetrano in s'anima, cando stanotte canta delegia soltidadas. Questo pure ci punta al ricordo, ci punta una poesia, ma ricorda a me da come ispirazioni. C'è sti confetti Foscolo come dicevo prima, ma c'è pure Leopardi, si pensa al canto notturno del pastore errante nell'Asia, ci punti cosa. E chilco de comprende sa tristura, chi continua mi paga compagnia, cade su coro puis allegria de somine che rutta in disaura. E in sas intragnas penetra devastante una tristura nieta d'albure si sposadas e de viore siccos. Dio si noi, questa penetra devastante una tristura nieta d'albure si sposadas e de viore siccos. E sti, se espressioni che non si può dare godai, di sfollas da undarei, di sfollas in Sammatta, di punta accanto de Ngarrudi. C'è il suburu istara come sfollata in Sammatta. Però sa cosa più forti è sa solitudine. Deus è solo in questo mondo che è una luce, in cui si spera pare sepultata. Deus è solo in questa terra bruciata e sanguinante, su coro sti stracco, intristito, bramoso de soles veraniles, casi non creo plus a niente. Ecco, questo comincia ad asinare di sa dimensione del suo poeta sa viene questa. Tutto su estetica, tutto su chi si presenta, però essenzialmente il suo poeta è una persona che non agatta sul luogo a niente di stare a gusto. Poi ogni cosa di potranno renderci da cattare, su in essa vocazione, su contento, su di disigere, tenete una insoddisfazione chi non isto non vuole mai, che non ci sia un momento su de gioia, però sta dimensione principale è questa. E giunto in intragnas su deserto s'anima piagata, e il suo coro pieno di amargura. Lasciatemi in questa terra mia, vizzo esambene e desuore. Lasciatemi, mano in sa mano con panzos mios in andalas de espera. Proidera palas de su monte arvestidas de terras promisas, pro escultare il suo entu, su canto de su tempus benidore. Lasciatemi così, come una cosa posata in un angolo e dimenticata. Qui non si sente altro che il caldo buono. Sto con le 4 capriole di fumo del focolare. È diversa l'immagine, però la forza dell'esperienza del suo Giccara tiene di Teo Verso sa proprio potenza. Sa poesia, in definitiva, Bonino Pucci è s'essenza, sa ragioni della sua vita, sa cosa così importante. Praticamente una vita separata fra un umengiano, quando vuole fare su sindacalista, sa politica, su trabalho, su babbo, su sposo, eccetera, e poi su un momento quando devi di arregionare, pensai a solo e non tieni di altro aggiù. E infatti, e queste savarti più importanti, i sudunara e sa confessione plus manna. Noticandes, casessa vita mia, quando enzi su zero a mi cliccare, torna ti prego, faghevi cantare, chisetto solo a te è poesia. C'è tutto torna da una cosa sola, Salvini. Dopo tutto questa parte, questa è questa spiegazione dell'esperienza poetica, estetica pure, del suo poeta. Teni da bisogno di questo tornare a sa poesia, che solo due può sconsolare s'anima mia triste e piagata, e come chi saianna manzoccata, ti prego porte dello andare. Ecco, questa è esperienza vorti, manna, chi devo pagattare. Poi c'è si sa travarti, savarti in arauso desestetica, desispirazione, sa lingua, scrivi lo curoeso, io tu comprendo che canoso su chi noi ostento sa fortuna di un maestro narauso usato, e ci sei spetti storrai, e ho imparato sa poesia leggendo i poetas, e i poetas scrienta pur stedotto scrienta massimamente scrienta in locutoreso, e tanto quando tu cominci a scrivere una poesia a Sabini da scrisi in locutoreso. L'esperienza che ascoltavo lui prima che a 13 anni se andavo a cantare questo che fu in sa storia. Ecco, a me mi pare di chi s'esperienza poetica esti sa storia di chi a torrava, se torrava a costiare, a pagare una cosa che non attento, spontanea e normale, perché non si tanti trasmittia,
poi non deve su trasmettere, poi se sono popolo di gente che si pregungiata di tutto, che ha commesso dei crimini incredibili, poi noi a questo punto mi inquieto bene, poi questa cosa della lingua castiani, non è che sia una cosa di vago conto, culturali, eccetera, e sono crimini culturali, poi un babbo, noi su basato, stotto su, non tu tenenti sul diritto di non imparare su sardo e figlio, poi se sul babbo, sul nonno si tanto imparavo, in su scuola tu devi tramandare. Ma no, non è raso che questa natura non è sta nostra, da per la sai esatta questa generazione. E sta lingua è merda, che non si deve spassare, una cosa che non servirà a nulla. Uno dei criteri più importanti si può comprendere il fenomeno su che succede. Ecco, questa, i limiti chi può tenere Nino Pucci, la parte estetica, e sui limiti di chi non ha più vivere questa trasmissione, chi non possa funzionare. Però a dimostrare un'altra cosa pure, e ancora devo tornare su tema che lo si imparava un po' comenzare. Il problema di scrittura dell'Eso, isso all'Igio a mossa e si è posto a scrivere come si è a mossa, all'Igio Angelino Tettori gli ha scritto a Ici, superbo devi era Sacca e ha descritto Sacca, e poi questo tu mi bene ma Sacca non si pronuncia eccetera, ma che mi sei snetto? Saliva è un'altra cosa, ma esiste una lingua che si dice di come è scritta? Non esiste di nessuna lingua sul mondo. Poi tanoso su deve essere a si inventare cose incredibili, che non si, tutto scusa se può non questionare questa lingua nostra, può non fare questa cosa. Quindi, su limiti formali e su limiti storici, devono avere diretto su valori, sa parentia, perché questa è questa parentia vera, da trasmettere su chi deve. E Dio se lo va renegare. Devo ha passato questa esperienza, ha potuto a scrivere poesia con il suo proprio cammino di Nino Pucci. Potete pure ha cominciato senza una preparazione, leggendo i poeti, è stato orrendo, a pago, e ci si è tornato. Io si è renegato con babbo mio e mamma mia che non mi questionano in sardo. Si è renegato perché non conosco, voi non tengo questa variante di sei da mia, né mus deposato su usciti degli euro. E da Punama, poi da Punama, non visto mica su Segueso, non so manco visto nel Segueso, e manco Castellario. È una cosa che fu perduto sempre, è una cosa che fu perduto sempre, né su pipo di torrai. E poi gusto, e tunao, massimamente ai giovani, poi gusto mi sono vendicato. E figlios miei come te liberati dentro su sardo. I figli miei come mi insegnano sempre e solo usato, mai un uomo in italiano devo cambiare con i figli miei. E questa è una sapendetta, narausu, posso che mi identificavo, poi su passo del figlio. Adesso una cosa un po' fuori programma, Adriana ci leggerà una cosettina che apprezzerete sicuramente. Prego. Su traballo. Tornano in piazza sos traballadores, falan dei dottore voi soperane, che in sas fábricas sos malafatores già sun comenzando a licenziare. Oe saccatan galo apartadores, sempre a sa ferra a bardanare. Sun i meres, politicos, senores, che sun pensando vezi a recare. Ma su popolo usato, solidale, nara nono a sa legge su profitto, su traballo e su bene principale, su traballo e su dono beneitto. E non è pezzi interesse generale, ma vedi un dovere e un diritto. Di questa musica e lo comprende uno tanarà, però lo uscire un'altra cosa pure di questa poesia. E chi è? È stata scritta una variegata sfai di questo coro murale di Orgosolo.
da cantante a tenore però. Teneuso ancora su Gorodasis e il Love Sorianas. Bisogna fare intendere due cose del Nino. Justo amigo caro esa amistad. Jesús, ore destis
vi saluto e chiedo scusa anche perché sono arrivato in ritardo, avevo un altro impegno, e ringrazio anche gli organizzatori, i amigos de Savoisia, il Club UNESCO, l'università. Sicuramente è un'interessante iniziativa, perdonatemi se non sono stato presente dall'inizio, proprio in occasione della giornata mondiale della poesia. Qui nel Salcidano penso che abbiamo degli esponenti importanti nel mondo della poesia, sicuramente li avete citati: Nino Pucci, Pietro Mura, Benvenuto Lovina, Luigi Matta. Pietro Pucci, che secondo alcuni è il Garcia Lorca sardo, Benvenuto Lovina, che è un importante poeta campidanese. Sicuramente poeti che hanno promosso la lingua e la cultura sarda a livello nazionale e a livello anche internazionale. E poi Nino Pucci e Luigi Matta, che hanno anche ispirato i nostri cori, li avete sentiti appunto cantare, e che stimolano anche la produzione teatrale e poetica sarda sicuramente. Quindi un patrimonio da valorizzare, ed eventi come questo sicuramente valorizzano il nostro patrimonio culturale. E io anche con gli amici di Savoisia sono arrabbiato anche io, ho sentito il suo intervento, anche perché a casa purtroppo non si parlava il sardo, ma perché mia madre non è sarda e quindi purtroppo non ho imparato da piccolo a parlare il sardo, e quindi sono arrabbiato anche io come lei. Però dicevo, ho parlato con diversi soci dei Amigos de Savoisia e pensavo anche a un altro modo di valorizzare i nostri poeti locali, eventualmente citando alcuni passi delle loro poesie nel nostro centro storico. C'è per esempio una poesia di Pedro Mura che ricorda la fonte di Zaurrai, quindi sarebbe bene magari in collaborazione con voi scrivere alcuni passi o interamente la poesia nella fonte di Zaurrai. Quindi è una cosa che potremmo fare assieme, quindi l'amministrazione comunale incentiva queste iniziative, quindi ben vengano convegni come questo, che sono in grado anche di catturare l'attenzione e la curiosità dei presenti, e possono anche promuovere la nostra cultura e lingua sarda e farla conoscere anche alle nuove generazioni. Quindi come amministrazione ci impegneremo a sostenere e incentivare questo tipo di iniziative. Io non mi dilungo oltre, ringrazio i presenti e ringrazio chi ha organizzato questo convegno e auguro a tutti una buona serata. Grazie. Tocca che dovrei usare un'altra cosetta, ma all'estrallista. Da puntendi, una cosa è stata buona di questa poesia scritta andai socus e tu a Parrasaici. Devo scrivere poesia bellissima, sa. Da Saloccio all'Ici e devo subire l'acqua. E poi però, intendevo a Fernando, chi mi spiegai proprio cantando, come è questa cosa del Saoci? Quando questa cadirella comandavo su 58 dei miei 9 anni, avevi Sagoia Vittano a Prazza in una donna umana, come si andava ad ascoltare i cantatori, rubiva ancora. Ci fosse un problema, chi ne deve fare la femmina, niente cercava un picciochetto, benissimo, e sta ancora vivo, tiene 90 anni.
Ma questo non ha, voi te voi, mi sumatta, mi pare che non vestito cantavo, invece di merita. Potadeo, il scansore deve mura dei sacri, mi punta riparo a pitano a pustici. Da prima già cominciamo, c'è già roba da ci lascia. Sicché noi, una scanto grumbasa, doppio scenario, dodecasillabi, sottava non c'è appiccica nulla. Tutta manu mia, tengo tuas rosas, doppio scenario. Gentilis graziosas, digna de mirai, tutto, ci sei su? Sanzone da mia bella che moro, come cantava Bibi, doppio scenario. Poi, tonari, il rime baciante adesso coi vitano, qualche sbavatura è ammessa, noi sillaba, sicché sente che sillabe soltanto non c'è appiccica nulla. Poi è serrato che sono città santa, non ci si autori, ma nostra Signora non merita. Figlio che poteis formare de lacrima dos arrios, iscruelis dolores mios, un vago contemplai, da scanto, sa prossima porta che Deus usiona sa prozza, amico della poesia UNESCO, amico delle universitari, posaturus, is che si inquietai se che hanno imparato a usarlo, a più nostro, suonare una terota appuntamento, un risuono da canna, con uno solito che si vede con una chitarra, e cantavo con il scorso e con i voci singoli. Figlio chi voleis formai de lagrima tus arrios, is cruelis dolores mios uno vago contemplai, uno vago contemplai. Se o te venas angiriada de gredis gico e no bio, casa ma o filho mio in su templo disputada, e bien tu mi abbandonada non mi posso descansai, is cruelis dolores mios uno vago contemplai, uno vago contemplai. Sopra mano mia tengo tuas rosas, gentili graziosas, dignas de mirai. Tot un ramo briscas e olorosas, penso solamente calindi segai. Calindi segai, penso un dolore, te pendessi luna, sabro preferia. Ma se una mi incanta, possa rubiori, sattere bianca, appena scolonia. Si una vestia, gufola de bratta, satarinza matta, d'ora e de sei, mi privasa lei, verosa fortuna, chi de brus de una, di boccia segai. Chi de brus de una, venga un po' silenzia, mi ripassa lei, troppo rigorosa. E se una sola, tongo preferenzia, satarandatura, dolente e gelosa. Si segue una rosa, satara di trista, si una macuista, sataran di mori, presto si scolori di faccia offesa e gudanza frischesa, beni da mancai. San Giovanni